Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi andiamo a commentare questa partita fantastica che è stata giocata l'altro ieri, cioè il 15 di settembre online, poiché i grandi tornei purtroppo per questa storia del Covid nella vita reale devono ancora riprendere. C'è questo torneo importantissimo, Rapid, dove sta vedendo protagonisti più grandi giocatori: Nakamura, Carlsen, Aronian, Nepo, come cacchio si chiama, eccetera eccetera. E andiamo adesso ad esaminare questa partita giocata appunto fra Nakamura con il bianco 2736 punti elo e Carlsen con il nero 2863. Andiamo a vedere le mosse. E4 C6. Ragazzi, sti giorni ci sta sempre capitando la Karoken, cioè sarà il destino che qualcuno di voi si dovrà innamorare di questa specie di difesa. Abbiamo visto che dopo i 5 alfiere F5, poi diciamo che molte aperture a volte vanno particolarmente di moda perché vengono utilizzati dai grandi giocatori, quindi cioè, è chiaro che se il campione del mondo utilizza una difesa come la Karoken, questa subito viene rivalutata da tutti, anche se magari non la si gioca più da 20 anni, no? Esempio. H4, questa è una variante molto importante, consente subito al bianco di ottenere spazio sull'ala di re e se non la si contrasta subito si rischia di rimanere indietro. Perciò H5 è una buona difesa. Alfiere di 3, subito il bianco propone il cambio degli alfieri e il nero non vede l'ora di dare il proprio alfiere, che sarebbe diciamo l'alfiere cattivo, chiamiamolo così. Alfiere per, donna per, e adesso giustamente E6, con l'idea di piazzare tutti i pedoni su case bianche, dato che c'è rimasto l'alfiere camposcuro, quindi un'ottima disposizione per quanto riguarda il nero. Alfiere in G5, l'alfiere supportato da questo pedone inizia a minacciare subito la nostra donna e bisogna trovare una difesa. F6 ovviamente è sbagliata perché rovina tutta la struttura pedonale e una mossa probabilmente come cavallo E7 bloccherebbe tutto lo schieramento poiché l'alfiere camposcuro sarebbe bloccato. Alfiere E7 sarebbe un po' passiva e si rischia di perdere l'alfiere forte. Dunque rimane donna 5. Tieni bene conto che in questo tipo di struttura, qui magari il bianco giocherà anche C3, lo scacco su donna 5 lo si fa spesso. Cavallo di 2 e adesso donna 6 con l'idea di cambiare le donne. Qui ovviamente il cambio avrebbe favorito il nero che avrebbe potuto adesso fare un bel gioco sulla la di donna eccetera eccetera. Perciò il buon Nakamura dice: io ti gioco C4. Attenzione che qui c'è sempre una bella inchiodatura, ma è assolutamente tranquilla. Cavallo E7, questo cavallo perché viene sviluppato qui? Perché probabilmente Carlsen vede una casa migliore per il proprio cavallo, sviluppo anche dell'altro cavallo e adesso cavallo F5. Questo cavallo da qui ha un avamposto a tutti gli effetti, poiché questo pedone non può essere spinto e da qui ovviamente fa pressione sul centro e su pedoni molto importanti. A rocco corto da parte del bianco cavallo di 7 e finalmente appunto il bianco ha le torri ovviamente in comunicazione e adesso gioca B3 per sorreggere questo pedone e liberare la donna dal controllo di questo pedone. Alfiere B4, una unica probabilmente mossa di sviluppo di questo alfiere, poiché 7 avrebbe rinunciato all'alfiere, qui non può andare, alfiere B4 sembra una buona possibilità. Ovviamente una mossa come A3 avrebbe potuto creare dei casini perché o a questo punto Carlsen avrebbe deciso una ritirata o avrebbe deciso il cambio sul cavallo. Dunque su alfiere B4 però il bianco prima di muovere i pedoncini dice: ok, io intanto gioco una mossa di questo tipo, metto le mie torri su colonna centrale e buonanotte. Cavallo B6 con l'idea di iniziare a creare più pressione su questo punto, torre in AC1 per fermare e supportare la pressione proprio su quel pedone. Finalmente a rocco corto da parte di Carlsen. Voglio farti vedere una possibile continuazione ora con donna per A2. Donna per A2 è altamente rischiosa poiché donna per A2 seguiva torre per A1, la donna non può più tornare indietro perché questa colonna è controllata dalla torre, si sarebbe dovuta un po' imboscare dove
in B2, però su B2 c'è questa interessante continuazione. C per D5 e ora se si cattura di pedone si perde questo cavallo perché lo cattura la donna. Se si cattura di pedone c'è semplicemente donna in B5 con attacco doppio, scacco. Dunque l'unica cattura disponibile è quella di cavallo, che sembra buona, ma che cosa succede adesso? C'è questa interessantissima cavallo o in E4 o in C4 indifferente, minaccia la donna e entra su D6 dove può creare dei seri problemi. A questo punto, non so, continuiamo con donna in C3 cercando di cambiare la donna e dopo donna B1 è un problema, alla prossima si minaccia torre C1 e la donna nera non sa veramente più dove andare, quindi è sempre rischioso avventurarsi in mosse di questo tipo per prendersi un pedoncino, motivo per cui appunto Carlsen decide di giocare l'arrocco e buonanotte. Cavallo F1 con l'idea probabilmente di riposizionare questo cavallo in una di queste case, pedone C5, massima pressione al centro e adesso viene giocata D per C5. Cosa sarebbe potuto accadere in caso di C per D5? Avremmo avuto il cambio delle donne, questo è poco ma sicuro. Avremmo avuto alfiere a 3 molto forte, avrebbe controllato la casa C1 importantissima, questa torre si sarebbe dovuta spostare e adesso cavallo per D5, D per C5, alfiere per C5 con posizione nettamente superiore per il nero. Motivo per cui il bianco decide di giocare invece D per C5 con un gioco più tranquillo. D per C4, Carlsen minaccia la donna, Nakamura minaccia il cavallo, dunque ora è più importante mettere al sicuro la donna che va in B1 per non ostacolare il raggio di fuoco della propria torre. Alfiere per C5. Ok, siamo in una posizione particolare e adesso il bianco decide di spingere il proprio pedone e su questa spinta, ovviamente il pedone è supportato dalla donna, alfiere in E7. Adesso semplicemente come poteva continuare la partita, se Nakamura avesse giocato alfiere per E7, cambio, cavallo G5, bellissimo avamposto, G6, cavallo G3, la partita sarebbe stata all'incirca pari. Ma Nakamura sceglie di giocare una mossa piuttosto strana, che è cavallo G3. Cavallo G3 immediatamente il computer dice che questo è un errore perché ovviamente permette al nero di catturare e dopo questa abbiamo una struttura pedonale debole oltre che una diagonale totalmente indebolita. Chissà perché ha fatto questa mossa. Il turno ora del nero che gioca torre in A, va in E8. L'idea di portare la torre in A su E8 anziché la torre in F su E8 è assolutamente geniale da campione del mondo. Ora dopo il cambio quello che succede, le torri controllano benissimo queste ultime traverse e soprattutto controllano il punto F7. Cavallo G5 va bene, G6 per mantenere la struttura più solida, anche perché non dimentichiamoci che si minaccia, ops ho sbagliato, si minaccia un bellissimo matto, quindi dopo cavallo G5 donna e cavallo cooperano su H7, dunque G6 è necessaria, donna in E4, finalmente la donna trova una collocazione migliore e Carlsen ora gioca cavallo D5. Questo cavallo è fortissimo, chiude la colonna e si impadronisce di un bellissimo avamposto. Re in H1 per togliere il re da eventuali scacchi, quindi con guadagni di tempo da parte del nero. Ovviamente perché ora il bianco non ha giocato torre, dato che questo pedone è controllato 2 volte, poiché su questa mossa sarebbe stata questa cattura e sarebbe stata particolarmente interessante. Ok, dunque re H1 abbiamo detto che viene giocata e adesso C3. C3 è interessante, questo pedone si avvicina sempre di più alla promozione e bisogna fermarlo. Come? Torre C2, cioè mettere un pezzo davanti al pedone che sta andando in fuga. Torre C8 per supportare il proprio pedone e ora donna F3. Ancora una volta si cerca sempre di fare leva su questi pedoncini vicino al re. Donna in A4, bellissimo
attacco interessante. Su questa mossa viene giocata torre in F2, aumentando sempre di più la pressione su questo punto. Ora C2, fregandosene altamente, anche perché a questo punto per ora è super difeso. Torre C1, questo pedone è ad un passo dalla promozione, il vantaggio del nero è devastante. E adesso, con grande finezza, torre in C3. Questa torre è protetta ovviamente dal cavallo e ora controlla la terza traversa e minaccia questo pedone debole. Come continua il bianco? Continua con donna in E2. Adesso donna B4, il nero guadagna un altro pedone fondamentale ed è pronto a supportare sempre di più il proprio pedoncino. Re H2 e adesso ti lascio 10 secondi di tempo per trovare la mossa geniale di Carlsen. Ora ci sono varie mosse buone che comunque portano alla vittoria, ma cerca di trovare la mossa che ha giocato lui. E la mossa corretta è torre per G3. Riesci a capire il tatticismo che ci sta dietro a questa mossa? Cosa succede se il bianco cattura? Semplicemente c'è donna in A3 con attacco doppio guadagno di un pedone importante. Infatti la partita va proprio così: re in H2, donna in C1. Attenzione, ora basta togliere la donna e il pedone va a promozione. Qui il bianco gioca donna in C4, cercando di fermare la promozione di questo pedone. Viene giocata torre C7, aumentando, oltre che a minacciare la donna, aumentando il controllo su questo pedone, e su donna B5 la partita è persa. Anche qui riesci a vedere il tatticismo finale, ti lascio altri 10 secondi. Certamente, qui Nakamura ovviamente voleva entrare qui e creare serissimi problemi e probabilmente mattare, ma Carlsen lo ferma prima del tempo. Sacrificio di donna su cavallo e qui Naka abbandona perché, poiché a seguito della cattura della donna, semplicemente Carlsen riesce a riprendersi un'altra donna e ora un attacco di questo tipo non servirebbe a nulla. Re G7 e ovviamente a questo punto è ben difeso e c'è poco da fare. Bellissima partita ragazzi, sempre ad alti livelli, nonostante questa era una rapid, se non erro a 30 minuti, quindi hanno avuto abbastanza tempo per ragionare e trovare mosse molto ma molto interessanti. Bene, ci vediamo nel video di domani, come sempre attorno alle 8 di mattina, prestissimo, ci vediamo con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!